78 giocatori in rappresentanza di 5 province italiane: Aosta, Cuneo, Novara, Trento e Trieste. Sono i numeri della 57esima edizione dei campionati nazionali bocce volo dell'Unione Sportiva Acli, ospitati nei giorni scorsi a Chiavari. Gli atleti si sono sfidati in questa specialità, che è annoverata tra le 3 proposte dalla Confederazione Mondiale come possibile nuova disciplina per le Olimpiadi 2024. La Federazione Bocce ha 3 specialità, sono volo, raffa e petanque. Questa è la specialità del volo ed è un campionato storico perché la prima edizione in assoluto si è svolta nel 1960 a Roma, poi a parte qualche edizione che è saltata per motivi diversi, qualche volta anche legata alle condizioni atmosferiche avverse perché non sempre c'era la possibilità di avere i campi coperti, è arrivata la 57esima edizione. Alla manifestazione sportiva hanno portato il loro saluto il presidente nazionale dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, e il vicepresidente nazionale Tonino Meola. L'evento è stato di richiamo sia per la specialità sia per Chiavari e le cittadine limitrofe, che hanno potuto ospitare oltre 200 presenze tra accompagnatori, familiari e sportivi. Le Acli come ente di promozione sportiva fa parte appunto del CONI e devo dire che in questo momento l'Unione Sportiva Acli ha il coordinamento degli enti di promozione sportiva, quindi noi diciamo che all'interno del CONI rappresentiamo un po' la sintesi e le istanze di tutti gli enti di promozione, i quali come sappiamo hanno lo scopo, la mission di portare, ripeto, lo sport come missione, come valore sociale, come strumento di inclusione, a differenza del compito altrettanto utile e importante delle federazioni, che è quello di formare l'agonista, di portare, di preparare le Olimpiadi. Per dire che c'è spazio per tutti per fare sport. Assolutamente sì, il nostro motto è sport per tutti, 1 su 1000 ce la fa, gli altri 999 li portiamo noi.